che avevo 10 anni e incominciai a lavorare da un fotografo, a sciacquare le fotografie. Io non sapevo il che era la fotografia. A 22 anni sono venuto via, mi sono messo per conto mio e feci una promessa alla mia moglie, da giovane incosciente. Diventerò un bravo fotografo, ti sposo l'8 dicembre e avevo una grande casa studio. Se sono diventato bravo non lo so, tocca agli altri. Nel 1964 la Scuola d'Arte di Pistoia fa una gita a Roma, perché c'era la mostra di Marino Marini. Marino Marini è pistoiese. Se io non fo quella gita, io non so il destino, no? Quindi facendo Marino Marini mi si è aperto le porte. Perché anche quando ho conosciuto Burri, io dissi che avevo fotografato Marino Marini e De Chirico. Perché gli artisti alle fotografie ci tengono molto. Come diceva Marino Marini, una brutta fotografia di una scultura, chi la vede è una brutta scultura. Però quella parola che mi diceva Marino Marini, fai parlare la scultura, l'ho capita dopo, strada facendo. All'inizio è un giovane fotografo, anche lui, e dunque trovandosi di fronte a Burri ha certamente avuto, diciamo, la necessità di non sbagliare, di essere preciso e di avere dei risultati apprezzabili da parte del maestro Burri, che era molto, ma molto esigente e anche poco disponibile a capire, diciamo, le modalità altrui. Ecco, lui eseguiva la sua arte, tant'è vero che ha detto ad Amendola che quando lui iniziava a compiere la combustione non poteva più fermarsi. Mi dice, guardi, io inizio, però quando inizio non posso smettere. Ho detto, ma che inizia? Io lo sapevo, ero emozionato, io sapevo avevo un mostro sacro davanti, ho detto speriamo di non sbagliare, capito? E quindi lui mi fece una prova con una piccola plastica e cominciò e poi lui soffiava e con le mani modellava e ho detto Madonna, e ora come si fa? Allora nel suo studio non c'era una grande luce come qui. E ho detto, maestro, senta, vado a prendere le mie luci. E avevo portato le mie luci, io ho sempre i fari 2000 watt, avevo 4000 watt, anzi chiesi perché se no facevo saltare tutto, no? E ne misi 2 e cambiò tutto. E poi cominciò, e io gli stavo dietro, scattavo quando... Ogni volta lui vedeva io questo rotolino, li feci come un film. Infatti sono 6 fotografie dello stesso rotolino, non c'era verso di cambiarle, no? Avevo il colore e feci il colore. E lui sapeva di essere bravo, lui lo sapeva davvero. Proprio lui sapeva di essere bravo, ma non offendeva gli altri, ecco il che era bello. Lui stimava, lui fa il mio e io fa il suo. Mi ha dato tanto, Burri. La mostra dedicata da Aurelio Amendola, diciamo le sue fotografie a Burri, Vedova e Armanish, osserva un percorso che abbiamo costruito in senso cronologico, con le foto che appunto Amendola ha preso a partire dal 1976 a Burri. Le foto di Amendola e un'opera sempre di ciascun artista. Qui è stata esposta una plastica del 1962, una combustione plastica, di cui appunto noi vediamo alle spalle alcune fasi, diciamo, di elaborazione compiute appunto da Burri e di cui è stato testimone, oltre che partecipe, Aurelio Amendola. Io voglio far vedere alla gente, prima che nasce un quadro, cosa fa l'artista. Quando venni qui, questo studio anzi mi emoziona perché è passato
37 anni, io entro, era uno studio meraviglioso, nel senso, era tutto confusionario. Io ho detto no, qui voglio fare una cosa come Burri. Che devo fare? Ho detto maestro, lei lavori e io non gli rompo le scatole. Un silenzio assoluto, si sentiva solo le spatolate che dava lui. Ogni tanto anzi si fermava, riguardava il disegno, rincominciava, poi si andava a pranzo, si ritornava, si continuava. Ma sono stati 2 giorni per me meravigliosi. Queste sono le foto che voglio io, non quelle per benino rileccate. L'azione è bellissima. Mi ricordo questa foto qui, che mentre lui dipingeva, era su un panchettino, scivolò e picchiò la testa. Si rigirò, sembrava Gesù Cristo, io gli ho fatto la foto, eccola lì. È un po' mossa, ma che ci se ne frega, è il movimento. Ha colto vedova mentre lavorava, non un vedova come immagine, ma come artista operativo. E come era lui, per cui lui entrava la mattina e usciva la sera, che riportava i segni della pittura proprio fisicamente sui suoi vestiti, fin sulle scarpe, fin sui capelli, perché lui nell'operare entrava addirittura nei colori, nella tela, era il suo facere e credo che Amendola abbia colto non il pittore in posa, ma il pittore che operava. Rivedendole ora, dopo 37 anni, un po' di emozione ce l'ho davvero. E poi sono felicissimo che questa mostra sia nel suo ambiente. Io penso, è vero, sarà contento, no? Qui è nato questo lavoro e qui doveva essere qui. Che è un luogo un po' magico, perché diciamo che da più di mezzo secolo è diventato un luogo dell'arte e quindi non è un luogo qualsiasi. Però questo era un posto proprio dedicato che ha visto nascere opere artistiche e qui noi rivediamo, diciamo, le opere artistiche nel loro farsi. La sensazione che ho vedendo il farsi di queste opere, che le opere erano ritornate come a casa, cioè nel momento creativo. Nello studio loro sono come un sacerdote nel tempio, cioè celebrano la nascita dell'opera, dell'arte. E dunque in questo senso, anche qui dentro, in questi ambienti, si sente la presenza ancora di Emilio Vedova. E quando noi andiamo a vedere le sue fotografie, addirittura riconosciamo che le travi sono quelle che ci sono ancora oggi. Allora sentiamo che nulla è trascorso, il tempo è sempre fermo. L'opera d'arte è testimonianza di questo superamento del tempo, di questa atemporalità e di questa immaterialità che è l'arte. E io andai a Vienna al suo castello. Col sangue e gli assistenti buttava il sangue e creava le sue situazioni. Ma voi non pensate l'odore che c'era, una cosa terribile. Bene o male ogni tanto andava via e si apriva le finestre perché era insopportabile. Però anche lui è come Vedova e come Burri, gli ho detto, lei lavori, faccia che gli pare, io sono qui. Perché andava piano lui, non è che mettiamo Vedova lo voleva finire, anche Burri voleva finire a meno. Lui invece
andava, poi si metteva lì, guardava, poi spariva un'ora, bene o male non s'apriva, però è stato bello. Il lavoro fotografico di Amendola si distingue anche perché la sua lunga e forte produzione accanto agli artisti ci ha consegnato momenti irripetibili. I gesti che vengono compiuti durante il lavoro, le azioni, gli strumenti usati, la fiamma al propano, le mani, il soffio, tanti aspetti che non potrebbero apparire, diciamo, perché l'opera ormai è affrancata dall'azione dell'artista, non potrebbero più e non appaiono più nell'opera, e invece sono presenti in queste fotografie, queste grandi fotografie che costituiscono un grande, importante documento. E Amendola è non solo un fotografo, ma un critico d'arte. Guarda attentamente le modalità e le mette diciamo, in rilievo. Penso ho avuto tanto dalla vita, ho dato tanto. E io gli artisti non li ho mai traditi. Burri mi faceva sempre, e tutti gli altri, o mi sputtanà con delle fotografie brutte perché ti rincorro. E aveva ragione, ha capito? Se non va, non va, chiuso, si vede. Ricordatelo così, come fotografo, un fotografo che da bambino si sognava di diventare qualcuno. Tutti si sognano, a sognare il che costa, niente, ma senza darsi aria, che io sono sempre il solito.